In Veneto ci sono attualmente 2.392 detenuti, metà dei quali in attesa di giudizio. Il sovraffollamento incide in situazioni di disagio che hanno portato a rivolte e suicidi. Regione Veneto e amministrazione penitenziaria hanno collaborato a un accordo che non ha finora precedenti a livello nazionale per coordinare l'inclusione lavorativa della popolazione carceraria. Una serie di progetti finanziati dall'ente con 200.000 euro che hanno già visto la luce sui temi del reinserimento lavorativo e della giustizia riparativa, ovvero quando le vittime incontrano i loro aggressori. Si tratta di individuare degli operatori che sono facilitatori che dovrebbero affiancare i nostri funzionari giuridici pedagogici per cercare di vedere, di verificare le competenze lavorative che i detenuti delle case circondariali della casa di reclusione hanno per poi avviare dei progetti di riabilitazione. Carceri sovraffollate dal 30-40%, diceva, e le ristrutturazioni quanto possono incidere nel miglioramento di questa situazione? Incidono enormemente, perché cominciare ad avere la doccia nella camera detentiva, avere degli spazi di socialità, avere dei cortili con l'acqua potabile, avere la possibilità di andare a scuola, di lavorare, incide enormemente. È ovvio che quando c'è una ristrutturazione bisogna ridurre il numero delle persone che sono all'interno degli istituti. Io credo che la ristrutturazione, cioè dare un carcere decoroso, sia veramente la prima ricetta per la rieducazione. Poi tutto il resto anche, ma cominciamo a far dormire le persone in luoghi dignitosi, a farle mangiare come si deve, cioè dare un'immagine dello stato anche di efficienza. Nel progetto i vostri funzionari saranno educatori, quelli della Regione Veneto invece che caratteristiche dovranno avere? Immagino che saranno anche loro educatori, avranno magari una maggiore specializzazione in quel campo. Abbiamo detto che parteciperemo, se la Regione Veneto se vorrà, anche alla selezione. Sicuramente parteciperemo alla formazione, perché non vogliamo assolutamente calare nel nostro contesto, che è un contesto complicato, persone senza che abbiano un minimo di preparazione e un minimo di confronto con gli operatori che già lavorano.